Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questo pomeriggio: gravissimo incidente stradale sulla strada statale 115 poco dopo il primo bivio per Licata nell'Agrigentino. Il bilancio è di 5 feriti, di cui uno grave trasportato in elisoccorso all'ospedale. E un altro incidente è avvenuto in via Belgio a Palermo, dove una donna è stata investita da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. La vittima è stata portata al pronto soccorso in codice rosso. Il Codacons ha commentato la social card dedicata a te per la spesa alimentare istituita dal Governo nazionale per aiutare le famiglie meno abbienti. Secondo l'associazione servono interventi utili nel medio-lungo periodo. È stata presentata la prima edizione del Green Pop Palermo Fest, la rassegna estiva di concerti che si terranno nel capoluogo siciliano durante l'estate. Tanti gli artisti importanti in calendario, fra cui Claudio Baglioni. Chiudiamo con il meteo, ancora una bella giornata prevista in tutta la Sicilia per domani. Il termometro salirà nei valori medi con picchi oltre i 36 gradi nel Trapanese e in alcune aree interne. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.